Buona serata, bentrovati, eccoci all'appuntamento con Veneto Globe Sport. Siamo e siete naturalmente con noi sulla web tv www.venetoglobe.com, sul digitale terrestre per quanto riguarda il canale 813 per la provincia di Belluno e stiamo lavorando per voi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, l'appuntamento anche per tutto il Veneto, sempre sul canale 813 del digitale terrestre. Andiamo ad iniziare, c'è un banco con i nostri giornali aperti per quanto riguarda lo sport e difatti inizio subito guardando la nuova sfida della Divina Federica Pellegrini che inizierà naturalmente i campionati europei nella giornata di domani. Poi subito il calcio con Collina che lascia l'UEFA, arriva Rosetti e la VAR resta ferma. Parliamo di calcio, allora questa sera ritorna in campo l'Atalanta di Gasperini che affronterà nel match di ritorno di Coppa il Sarajevo. Lo farà cercando la vittoria perché è andata a complicarsi la vita un pochino, dopo essere stata in vantaggio per 2-0 è stata raggiunta sul 2-2 e allora cercando la vittoria, dicevamo, si passerà il turno oppure un pareggio con almeno 3 gol. Il mercato per quanto riguarda il calcio conferma lo scambio di campioni tra Juventus e Milan con Higuaín che veste il rossonero, sembra fatta decisamente, ci sono già i social che ci fanno vedere la fotografia di Higuaín con la maglia rossonera, mentre lo scambio Bonucci-Caldara che anche loro si sono scambiati le maglie ed è andato in porto regolarmente. Si parla dell'Inter perché c'è un'altra pedina che potrebbe arrivare in Italia. Sembra un pochino difficile che dal Real si possa arrivare all'Inter, però Modric, è di lui che parliamo, vorrebbe venire proprio all'Inter di Spalletti, ma deve in queste ore parlare con il Real Madrid. Vidal intanto, che sembrava già fatta per quanto riguarda l'Inter, dopo aver accasato Versalico si parlava di Vidal attende la risposta e i più dicono che ha anche fretta perché non dovesse accasarsi e mettersi d'accordo con l'Inter, ha bisogno di trovare una ulteriore nuova sistemazione. Ripartiamo dal calcio locale che è un po' il nostro banco di prova, che è un po' il nostro appuntamento quotidiano fisso con la Serie D che continua a muoversi con naturalmente la formazione di Checco Feltrini, il Montebelluna che sarà l'unica formazione trevigiana appunto nel girone e nella Serie D quest'anno, mentre per quanto riguarda l'eccellenza in campo c'è andata già il Giorgione di Perrone, un Giorgione che ieri ha disputato anche un amichevole contro il Delta Porto Tolle, perdendo per 4-0 mi pare, ma buona la sgambata degli uomini di Perrone. Al lavoro c'è la Liventina, il Treviso, il Vittorio Veneto, l'Eclisse per quanto riguarda il Careni, l'Union QDP a Farra di Soligo, l'abbiamo visto l'altro giorno. Ieri ha mosso i primi suoi passi anche il Porto Mansuè di Stefano Lombardi. Caldo il pomeriggio a Mansuè per il primo allenamento, ne abbiamo approfittato un pochino all'ombra per parlare con Stefano Lombardi. Mister, mi dicevi poco fa che non avete mai staccato in pratica ed eccoci qua, pronti per ricominciare. Beh, io personalmente no, anche perché chi ricopre questo ruolo ha sempre qualcosina da fare. I ragazzi invece spero che abbiano un attimino staccato la spina perché adesso si inizia a lavorare. Ed è stata un'annata particolarmente intensa per quelli che naturalmente sono stati riconfermati e che ricominceranno. Hanno fatto un ottimo lavoro, hanno sprecato e speso molte energie, non sprecate e spese, e sono stati bravi, però adesso bisogna essere altrettanto bravi a riazzerare il tutto per ripartire al meglio. È stata un po' una vittoria, oltre che della squadra, anche di Lombardi stesso. Ma io non devo prendermi rivincite nei confronti di nessuno, per me è sempre un piacere sapere che comunque quando uno fa le cose in un determinato modo e dà tutto non deve rendere conto niente a nessuno. Sono contento per i ragazzi, per la società e per chi comunque ha seguito questa squadra dall'esterno, perché è stata fatta secondo me una cosa importante. Una bella cavalcata, avete tenuto gran parte dell'ossatura, avete inserito anche dei buoni elementi.
È stata molto brava la società a creare i presupposti per inserire dei innesti importanti, dopo le partenze di diversi giocatori che hanno fatto comunque molto bene qui e che auguro le migliori fortune, e sono stati comunque fatte delle scelte mirate per ottemperare a certe negligenze, quindi va bene. Si inizia oggi con un grande caldo, come continuerai? Ma il caldo è sempre bello perché comunque fa bene, permette di lavorare, ma non è ancora il caldo che piace a me, sono abituato ancora più intenso. Sì, sì. E hai programmato già delle amichevoli, immagino? Ci sono delle partite che adesso andremo a disputare in settimana con orario e campo da definire. Che campionato sarà? Tosto questo. Da quello che mi viene detto, da quello che ho visto io, molto molto interessante, importante. Mi sembra che statisticamente negli ultimi 15 anni non si è visto ancora un girone così corposo di squadre di questo calibro, e possiamo dire che siamo comunque una seconda Serie D. Dove ti collochi? Se puoi collocarti, oppure intendi da outsider essere presente? Ma io, come l'anno scorso, cerco di riproporre quello che è stato fatto in termini comunque di gioco e magari anche di risultati. Far la comparsa non mi è mai piaciuto. Credo che le ambizioni e l'umiltà devono andare avanti di pari passo. Sicuramente ce la giocheremo con tutti, come è giusto che sia. Rosa, chiusa? Il 99% sì. Il Pagotto è ancora in giro? Sempre in giro lui. Avete anche questo bel rapporto con il Venezia? Sì, sì, è stata instaurata questa collaborazione che sicuramente potrà portare i suoi benefici a entrambe le compagini. Poi a te piace anche lavorare con i giovani, quindi? A me piace lavorare con le persone che hanno voglia di sacrificarsi. E allora buon sacrificio, buon caldo e buona annata. Grazie. È un Stefano Lombardi carico, molto molto carico per la partenza del suo Porto Mansuet in questo campionato di eccellenza. Ieri ha preso il via, ha cominciato a lavorare sui campi di Mogliano anche Gionco con l'Union Pro, mentre oggi intorno alle 17-17:30 il tecnico Baldi con il direttore sportivo Fardin, con il presidente del Nervesa apriranno il Gipoviani e si comincerà a sudare, comincerà ad allenarsi anche a Nervesa della Battaglia quest'oggi. Poi le ultime due squadre, almeno per quanto riguarda le trevigiane, che si riuniscono, Istrana e Lia Piave il 6 agosto, cioè lunedì. Passiamo alla promozione veneta. In questi giorni abbiamo parlato di Opitergina, abbiamo parlato di Vazzola, di Villorba e rimaniamo a Villorba con la SD Villorba Calcio del presidente Pizzolato, perché alla cantina Pizzolato ne abbiamo approfittato anche per parlare con il mister della squadra femminile della SD Villorba Calcio, e allora scopriamo questa bella realtà. Il calcio Villorba parla anche al femminile, intanto benvenuto al mister. Grazie, molto gentile. Sì, abbiamo creato questa squadra 2 anni fa, partite un po' piano piano, e quest'anno siamo riusciti a creare sicuramente una squadra molto importante nella nostra categoria, e sicuramente è riuscita a far vedere molti valori sia individuali che di gruppo. È una categoria cambiata, cioè cambia il nome perché si chiamerà promozione, ma sarà sempre una Serie D. Sì, quest'anno la federazione ha deciso di dare un po' di cambio al femminile, mettendo i nomi anche come i gironi del maschile, perciò la D diventerà promozione, la C diventata eccellenza, poi ci sarà effettivamente una C e poi la B e la A per il femminile. Complicato un po' le cose, però insomma ci siamo, dai. Sì, l'importante è capirsi. Dai. L'importante è capirsi, e purtroppo c'è un po' di moria di squadre al femminile, voi fortunatamente resistete. Noi siamo ben supportati, fortunatamente anche dal maschile, che è molto importante perché ci dà comunque una mano. Sicuramente dobbiamo combattere di più rispetto alle squadre maschili, però quando hai comunque una società solida e che ci crede, penso che il femminile possa andare avanti. Parole importanti sia del presidente che della presidentessa, che dicono vogliamo togliersi delle belle soddisfazioni con il femminile. Sì, ripeto, siamo partiti un po' con
passi piccoli, ma quest'anno mi ha fatto vedere veramente un grandissimo valore. Ci è mancato un soffio, ci è mancata un po' l'esperienza, quella cattiveria in più che poteva servire per riuscire a passare di categoria. Ce la metteremo quest'anno e sono sicura che le ragazze lo faranno a testa bassa. Villorba deve segnare e deve dare i punti per questo movimento femminile, perché il movimento del calcio femminile si dice sia in espansione ogni anno, poi ogni anno c'è qualcosa che... Diciamo che una mano dovrebbe essere dato anche dei settori maschili, partendo proprio dai pulcini, riuscire a fare una pubblicità anche lì. Infatti quest'anno grazie al maschile ci stiamo inserendo, facendo pubblicità anche per il settore giovanile, partendo proprio dai primi calci. E hanno messo me anche nel seguire i piccoli amici, sperando che allora incentivo un po' anche le bimbe a arrivare da noi. Noi le aspettiamo. E noi le aspettiamo. Buon lavoro, in bocca al lupo, e naturalmente se avete cominciato a passi piano piano, acceleriamo adesso. Bisogna accelerare, anche perché altrimenti il Presidente ha già preparato l'esonero, perciò per forza. Grazie Crepi. Ci scherza Miranda Baseggio, ma è un'annata importante per la SD Calcio Villorba, settore femminile. Ne parleremo anche nelle prossime settimane per quanto riguarda le altre squadre del settore femminile. Noi abbiamo naturalmente il Vittorio Veneto, le Tose di Vittorio Veneto, che ogni anno appunto partecipano al campionato piuttosto importante. Bene, lasciamo il calcio, in questo caso femminile, passiamo al basket, perché la TVB Basket ha completato con ieri il suo roster, almeno per quanto riguarda le presentazioni. Un caldo micidiale al Palazzetto dello Sport di Sant'Antonino ad accogliere, ma lui ha detto che a Pesaro insomma fa caldo ugualmente, anche se un pochino più ventilato, e si trova bene nel mese di agosto, si trova bene in questa estate. È Giovanni Tomassini o Tomassini come preferite, una M comunque in ogni caso, e viene presentato, è stato presentato ieri, si chiude e poi domani sentiremo Gracis che chiude definitivamente con noi il roster della TVB. Tomassini. Allora, Tomassini, ultimo arrivo, ma non solo perché arrivi adesso e perché comincerai un po' più tardi degli altri, giusto? Sì, giusto. No, io comincerò con loro, sì, quello è poco ma sicuro. Sì, parte della squadra ed è giusto che inizi con tutti gli altri compagni. Sì, inizierò più tardi, diciamo, a giocare a basket, però da subito, già io ho un mese, 40 giorni che mi sto allenando dopo l'infortunio, perché il giorno dopo l'operazione ho iniziato ad allenarmi, piscina, palestra, tutto, stiamo aumentando i carichi. Quando arriverò qui il 20 agosto sarò già in grado, secondo me, di corricchiare bene, non con tanti problemi, e quindi anche se la riabilitazione è lunga, però sarò già abbastanza messo bene. Dicevi biologicamente 5 mesi. 5 mesi, su quello non si può cascare, perché biologicamente proprio il legamento ha bisogno di quel tempo lì, però nel frattempo puoi migliorare tanti altri aspetti, per riprendere il muscolo, farlo diventare forte ci vorrà ancora un po', però piano piano si fa tutto. Una presentazione che ti ha lodato, perché anche la conoscenza con Gracis. Che TVB, sapevi che questa era la TVB? Beh, sì, assolutamente. Treviso l'ho sempre sentita in questi anni, no? Un po' perché spesso è stata prima nel campionato, quindi so benissimo dove arrivo, so che ci sarà pressione perché è giusto che sia così, ma io sono contento di essere venuto qui. Treviso è uno dei posti migliori dove si può giocare a pallacanestro, e non lo dico oggi che sono arrivato, l'ho sempre detto. Un roster anche piuttosto consistente, importante. Hai detto che lavorare con gli americani non ti spaventa? No, è ovvio che ci saranno americani anche nel mio ruolo, ma io posso giocare da guardia, posso giocare a playmaker e metterli in ritmo, posso fare tutto. Non mi fate fare magari prendere rimbalzi e fare il centro e schiacciare, quello no, il resto io mi metto a disposizione. Ormai ho 30 anni, so come si gioca a basket, è ovvio che ci sono gli allenatori, hanno diverse filosofie, devo solo stare bene fisicamente e poi riprendere fiducia. Quindi per la 1 è rimandata al prossimo anno? Sì, assolutamente. Adesso vediamo, non mettiamo subito, è agosto, stiamo tranquilli, per favore, poi dopo quando iniziamo a giocare vediamo. Bocca al lupo intanto. Crepi lupo, grazie.
E giustamente Tomassini dice, beh, non incominciamo qui a mettere in giro queste voci, lui deve recuperare appieno, ma sarà uno dei grandi per quanto riguarda la TVB. Lasciamo la TVB, rimaniamo su questa inquadratura per parlare dell'Imoco, anche se non abbiamo l'ausilio fotografico, però vi dico solo due cose, che oggi è stato pubblicato il calendario, è un calendario piuttosto intenso, lo vedremo, lo scopriremo domani con le varie giornate, e l'Imoco ha allargato il vivaio, è salito anche in quel di Belluno per un accordo con le Pantere bellunesi in questo caso. Abbiamo terminato il nostro appuntamento con l'informazione sportiva, siamo in chiusura, vi do l'arrivederci, la risentirci a domani, sempre sul canale 813 per quanto riguarda la provincia di Belluno, tra poco anche per l'intero Veneto, e poi naturalmente ci ritrovate sui siti, sul web www.venetoglobe.com, lo spazio è quello sportivo. A tutti voi, buona serata.